Questa mattina ad Agrigento il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Agrigento. I Lions preparano la minestra di San Giuseppe per la mensa della solidarietà. In Sicilia il ritorno dei politici condannati. Il patronaggio parla di sentenze inutili. Dell'Utri si sente libero di esprimere opinioni. Cuffaro controbatte, non sono detenuto a vita. Il polo didattico Erenta apre le porte alla formazione gratuita dei ragazzi ucraini. A Porto Empedocle amichevole organizzata da Mari Terra per dire no alla guerra, al Palamoncada la raccolta fondi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo della ricorrenza del 19 marzo, festa di San Giuseppe. Questa mattina ad Agrigento solenne pontificale presieduto dal vescovo Monsignor Alessandro Damiano, poi la distribuzione della tradizionale minestra alla mensa della solidarietà per volontà del Lions Club. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi 19 marzo è la festa del papà, una ricorrenza nata per omaggiare il ruolo nella società e nella famiglia della figura paterna. Coincide con le celebrazioni di San Giuseppe. Si tratta di una festa di origine cattolica istituita nel 1871 che decise di proclamare Giuseppe padre putativo di Gesù, protettore della paternità. Oggi si tratta di una ricorrenza molto sentita, soprattutto nei bambini in età scolare che si dilettano in lavoretti in omaggio dei propri papà. Stamani presso la chiesa di San Giuseppe ad Agrigento il vescovo Don Damiano ha voluto ricordare la festività del santo con riferimento in particolare al messaggio papale sulla figura di San Giuseppe. In questo senso credo che San Giuseppe sia davvero uno speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro terra a causa delle guerre, dell'odio, della persecuzione, della miseria. E alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe come protagonista, e sono tutte vicende tristi, sapere che la sposa è incinta, non sapere dove poter assistere il parto, fuggire da chi vuole uccidere il figlio, fare l'esperienza di profugo, che sono vacanze. Alla fine di ogni vicenda, queste, cioè, che vede Giuseppe come protagonista, il Vangelo annota con grande semplicità che egli si alza, prende con sé il bambino e sua madre e fa ciò che Dio gli ha ordinato. Perché Gesù e Maria, sua madre, sono il tesoro più prezioso della nostra fede. Allora dobbiamo sempre domandarci, incalza Papa Francesco nella sua lettera, se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che misteriosamente nella storia della salvezza sono affinati alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio dell'Onnipotente viene nel mondo assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di Giuseppe per essere difeso, protetto, pulito, cresciuto. Dio si fida di quest'uomo, così come fa Maria, che in Giuseppe trova colui che non solo vuole salvare la vita, ma che provvederà sempre a lei e al bambino. Ma questo bambino è colui che dirà, ce lo ricorda Matteo nel suo Vangelo, in quel capitolo 25, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Questo dice il bambino, crescendo. Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni malato, sono il bambino. Ci piaccia o non ci piaccia, sono il bambino che Giuseppe continua a custodire e che noi abbiamo chiesto di fare. Concedici, o Dio, di cooperare, e cooperare è fare, non è che di cooperare a quello che Giuseppe ha fatto, che è partecipare all'opera della salvezza.
primi e negli ultimi, perché Gesù ha posto in essi, in questi nostri fratelli e nostre sorelle, una preferenza. Oggi 19 marzo, in occasione della ricorrenza della festa di San Giuseppe e nell'ambito del service distrettuale Una mano a chi ha bisogno, il Lions Club di Agrigento Valle dei Tempii, presieduto da Maria Assunta Iacona, unitamente al Lions Club Aragona Comitini Zolfare, presieduto dal dottore Cinà, ha preparato e offerto agli ospiti della Mensa della Solidarietà di Agrigento il pranzo con la tradizionale minestra di San Giuseppe. È stato un momento di solidarietà in cui la tradizione è divenuta occasione di servizio nella nostra comunità a supporto di coloro che in questo particolare momento storico si trovano in difficoltà, perché lì dove c'è bisogno c'è un Lions. Oggi un altro momento particolare per i nostri club, Lions Agrigento Valle dei Tempii e Lions Zolfare, che ci sta permettendo di gioire nella solidarietà. Stiamo lavorando alla Mensa della Solidarietà per poter servire il pasto che oggi si configura come anche proiezione delle nostre tradizioni, quindi tradizione e solidarietà, perché comunque tutti i giorni tutti abbiamo diritto di stare bene. Oggi noi abbiamo voluto appunto creare questa sinergia tra il momento della festa del papà, il momento della festa di San Giuseppe ed un momento per essere a servizio della comunità come si deve. Anche noi oggi siamo qua impegnati in questa giornata a cui siamo molto legati, perché la festività di San Giuseppe è una festività molto sentita dalle nostre parti. Le nostre tradizioni popolari sono radicate, per cui oggi per noi era doveroso essere qui per aiutare i più deboli e i più bisognosi, considerato che questo è il nostro motto, considerato che questo è il nostro scopo, questa è la nostra presenza nella comunità per aiutare i più deboli. Tra l'altro dobbiamo anche dire che nella nostra tradizione popolare aiutare i più deboli il giorno di San Giuseppe è come se passassimo del cibo ai nostri familiari defunti, per cui legati a queste tradizioni e legati proprio a questa festa siamo qui a servizio della popolazione. Ecco, non solo minestra di San Giuseppe ma tante altre cose che avete preparato e che avete portato. Oggi oltre alla minestra di San Giuseppe ci è sembrato anche doveroso portare anche tante altre cose, perché ovviamente è una festa e nella festa non ci possiamo limitare alla minestra, per cui anche i più deboli necessariamente devono avere anche loro il loro momento di gioia e di contendenza. Presidente, questa non è solo l'iniziativa, già ne avete fatte altre, ricordiamo quella della volta scorsa, ma insomma un'attività sicuramente sempre sul campo in merito alla solidarietà. Sì, diciamo che il periodo storico ha creato nuove faglie di povertà, per cui essere d'aiuto alla comunità in associazione Onlus anche come la Mensa della Solidarietà, ma come anche abbiamo fatto in altri contesti, consente alle persone più bisognose di avere un pasto caldo. Oggi, come diceva il Presidente Cinà, siamo nelle condizioni di poter offrire anche di più, perché vogliamo far vivere questa giornata proprio come una festa, e quindi il pranzo della festa è una festa più per noi forse che doniamo, così come dice il mio motto, we serve giving us, doniamo donandoci. Anche la torta? Anche la torta, perché il dolce comunque è sempre a fine pasto uno dei momenti più dolci appunto della vita. Chef, allora cosa prepariamo? Chef per un giorno. Un cucchiaio, va. La minestra di San Giuseppe, classica minestra di San Giuseppe, con le verdure miste, legumi, finocchietto e soprattutto tanto amore e passione. Sì, noi vi ringraziamo, che devo dirvi? Non ho grandi discorsi da fare, ringraziamo il Signore perché ci permette di fare del bene a loro e a noi, perché noi ci siamo per Lui. Se ci siamo ancora dopo tanti anni è perché Lui ci sostiene, ci regge e ci precede lungo la strada mediante la provvidenza. Una delle forme della provvidenza, multiforme, in Agrigento, grazie a Dio, sono i Lions. Sì. Oggi tra l'altro è la festa di San Giuseppe, la festa del papà, una figura importante nella Chiesa, nel mondo cattolico. Sì. Io ne approfitto per augurare
a tutti i papà, a tutti Giuseppe, Giuseppine, Giuse, tanti auguri. Un augurio che vuole essere guardare a San Giuseppe per la fede, per l'obbedienza, per la semplicità, per la giustezza della sua vita. Un uomo che ha donato la sua vita al servizio del Figlio di Dio, ma è una vocazione questa che abbiamo tutti noi e auguro proprio a tutti che possiamo riscoprirla questa vocazione, ecco. La mensa della solidarietà è sempre presente per chi ne ha bisogno, vero? Facciamo sempre un appello a donare, a donare, a donare. Ma sì, noi ringraziamo, so già, prima ancora che io lo dica, che il Signore muove i passi dei cuori delle persone, per cui devo solo dire grazie a Dio, grazie a voi, grazie a quanti, ecco, attraverso diciamo il buon cuore, dalle piccole alle grandi cose, veramente un grazie sentito da parte di chi ne usufruisce. È solo il grazie che sale su, grazie per tutto e per sempre. In Sicilia il ritorno dei politici condannati. L'ex procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, attacca sentenze inutili. La replica di Marcello Dell'Utri: mi sento libero di esprimere opinioni. Totò Cuffaro: non sono detenuto a vita. C'è il servizio. In moto la macchina politica in vista delle elezioni. 2 gli appuntamenti importanti nel panorama siciliano: il voto a Palermo e poi alla Regione. Scoppia la prima miccia. Sul banco delle polemiche si registra quella del caso dei condannati in campagna elettorale. A rilanciare con forza la questione morale l'ex procuratore di Agrigento, da poco nominato procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, nel corso della presentazione del libro I fratelli Graviano del giornalista Salvo Palazzolo, afferma: mi indigna che persone condannate per mafia, per partecipazione esterna, per favoreggiamento aggravato, continuano a fare politica e pretendano ad esempio di stabilire chi deve fare il sindaco a Palermo. Mi indigna moltissimo perché vuol dire che le nostre sentenze non valgono niente. Se i boss hanno la speranza di uscire e di riprendere il territorio, torneranno a fare quello che facevano. Questo, prosegue Patronaggio, è uno Stato che deve fare ancora i conti con le mafie. L'Italia è uno Stato che ha una profonda fragilità e non può fare a meno del 41 bis e dell'ergastolo stativo. Conclude Patronaggio. E a seguito di quanto dichiarato dal procuratore è intervenuto l'ex presidente della regione, commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Totò Cuffaro, affermando: rispetto quanto detto dal dottore Patronaggio, così come ho rispettato il suo ruolo e il suo operato da procuratore generale nel mio processo d'appello, ma non posso condividere la sua espressa indignazione. Ho accettato la sentenza di condanna che mi ha portato in carcere, come è giusto che faccia chi come me ha una ostinata fiducia nella giustizia. Ho scontato la mia pena, prosegue Cuffaro, con dignità e spirito rieducativo. Ritengo di non dover rimanere detenuto per tutta la vita e di avere il diritto, dopo essere stato chiuso in una cella per 1168 giorni, di poter tornare alla mia vita e di essere libero di impegnarmi nelle cose in cui credo. E a Cuffaro segue il commento di Marcello Dell'Utri: mi sento libero di esprimere opinioni. Il presidente dell'antimafia Claudio Fava afferma: stupisce che li ascoltino. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha azzerato le commissioni parlamentari. Adesso i capigruppo hanno ricevuto la nota con cui la presidenza dell'Assemblea ha comunicato la decisione che è stata assunta, si legge, dopo un'apposita richiesta avanzata in aula dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paolo e subito condivisa dal Partito Democratico. I gruppi parlamentari sono invitati a indicare i componenti per il rinnovo delle commissioni. Entro mercoledì prossimo i capigruppo dovranno trasmettere alla segreteria generale i rispettivi elenchi con i nominativi, seguendo lo schema predisposto dalla Presidenza. Alla stessa nota inviata ai gruppi parlamentari è allegata una tabella con la redistribuzione dei posti assegnati ai partiti in base a un calcolo matematico, ovvero il numero complessivo di posti a disposizione diviso con il numero dei componenti dei singoli gruppi parlamentari, e quindi al Movimento 5 Stelle 20 posti, 17 a Forza Italia, 9 a Lega e Partito Democratico, 8 diventerà Bellissima, 5
ciascuno UDC, Attiva Sicilia, Popolari e Autonomisti, e misto 4 Fratelli d'Italia, 4 Sicilia Futura. Dopo la composizione delle commissioni, ognuna si riunirà per eleggere l'ufficio di presidenza. Attenzione particolare riservata alla Commissione Bilancio, perché manca un mese e mezzo alla scadenza dell'esercizio provvisorio, dopodiché bisogna scrivere l'ultima finanziaria della legislatura. Inoltre, dalla stessa Commissione Bilancio transiteranno le misure del governo Musumeci per sfruttare i 2 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'amichevole partita di calcio per dire no alla guerra. Numerose associazioni sono scese in campo a Porto Empedocle per lanciare un messaggio di pace e solidarietà al popolo ucraino e per donare beni di prima necessità. Il servizio di Francesco Milano. L'associazione Mariterra dà un calcio alla guerra in questa iniziativa dal titolo Una partita per la pace. E quali sono le associazioni che hanno preso parte appunto all'iniziativa? Le squadre sono miste, so? Allora, esatto, quindi non giochiamo gli uni contro gli altri, ma giocheremo tutti insieme ben immischiati. Appunto, come vi stavo dicendo, la cooperativa Delfino, c'è il FAIFA, i giovani, Amnesty International. Abbiamo avuto 2 gruppi sportivi che si sono uniti a noi, c'è il gruppo di Zumba di Marzia Filippazzo, insomma altre palestre. In più abbiamo avuto modo di conoscere una famiglia di ucraini che sono arrivati a Porto Empedocle qualche giorno fa. E abbiamo avuto modo di fare loro un'accoglienza, saranno qua oggi ospiti nostri, quindi la mamma Natalia parla italiano, c'è pure un bambino di 12 anni con lei e la sorella, e insomma Natalia ci lancerà un messaggio anche di pace, quindi siamo felici insomma che possiamo ospitarli, accoglierli in questo modo e così nella leggerezza di una partita stare insieme e provare a sensibilizzare più persone possibile anche con le nostre associazioni. Lo sport diventa anche un modo non solo per mandare un messaggio di solidarietà, ma anche qualcosa di più concreto, appunto una raccolta fondi voluta fortemente dall'associazione. Come ha risposto la città di Porto Empedocle a questa iniziativa? Insomma, come sta andando? Allora, devo dire che sta andando benissimo, noi abbiamo già iniziato a fare la raccolta di provviste, abbiamo già mandato diverse cose, anche grazie all'associazione che è una onlus, che arriveranno anche loro, si chiama Salvati per Servire, che sono un'associazione che insieme al comune di Porto Empedocle sta facendo questa grande raccolta di provviste medicinali, indumenti al palazzetto dello sport di Porto Empedocle, quindi questo qua è un altro punto di raccolta, tutto quello che troveremo qui lo porteremo al palazzetto e da lì sarà mandato in Ucraina, non proprio in Ucraina ma Polonia, Romania, Moldavia. La cosa sta andando veramente molto bene, abbiamo ricevuto l'adesione di tantissime associazioni inerenti nel campo della solidarietà e della cultura. Io sono orgoglioso e felice di ospitare questa manifestazione della nostra struttura, per cui fra un po' inizieremo con delle belle breve partitine in modo da gridare a tutti, insomma, pace per la guerra. La città ha risposto bene e l'associazione Mariterra è stata in questi giorni impegnata a organizzare questa manifestazione, una manifestazione importante per la pace, a favore della pace e della fine della guerra in Ucraina, e che ha visto tanta gente oggi essere qui ai campetti per dare la loro manifestazione in favore della pace. Sono iniziative che non fanno altro che rafforzare qual è l'idea della gente, c'è bisogno di pace, c'è bisogno di collaborazione, c'è bisogno dell'impegno di tutti, e questa è una di quelle manifestazioni insieme con le altre che in questo comune si stanno organizzando da tempo per una raccolta anche di viveri. Questo quindi va detto grazie ai cittadini empedoclini, alla gente che si sta muovendo in questo senso, e speriamo che questa guerra finisca il prima possibile e ritorni la pace. Intanto vogliamo ringraziare l'associazione Mariterra con la quale abbiamo già collaborato in occasione delle nostre giornate del FAI, e quindi è giusto essere insieme adesso che siamo stati chiamati, e poi questo è il momento di stare tutti insieme, associazioni e istituzioni per la pace, e quindi questa partita che ci permette anche di portare dei beni, portare qualcosa che possa aiutare l'Ucraina, penso che sia un'occasione importante. Noi siamo poi impegnati per le giornate FAI primavera, alle quali invitiamo tutti il 26 e 27, riteniamo che il patrimonio culturale, che la nostra identità, possa servire anche per meditare sulla pace e per trovare delle soluzioni a cui tutti teniamo. Abbiamo deciso di scendere in campo perché noi diciamo fortemente no alla guerra, sì alla pace, perché facendo sport e comunque stando in mezzo a tanti giovani, l'unica cosa che ci accomuna e ci aggrega è comunque quel senso di partecipazione, di stare bene, quindi non violenza, quindi sì alla pace.
Siamo con un rappresentante del centro Emmaus, parrocchia Maria del Carmelo, che ha deciso di prendere parte all'iniziativa. Cosa ti ha spinto insomma a scendere in campo? Scendere in campo per questa occasione, anche se un piccolo gesto, è un gesto per dimostrare la vicinanza a queste popolazioni che stanno certamente soffrendo, e quindi impegnarsi con piccoli gesti che poi messi assieme possono essere d'aiuto, penso che sia un qualcosa di importante. Abbiamo deciso di scendere in campo perché l'iniziativa era veramente doverosa, in quanto la situazione è veramente grave e noi come associazione che siamo sempre in campo, soprattutto per i diritti, ci è sembrata la cosa più giusta da fare. Proprio in questo periodo diciamo che le cose non sono andate proprio per il verso giusto e speriamo che attraverso anche queste iniziative, che pur piccole possono contribuire davvero tanto, diciamo, i ragazzi si sono messi in gioco e che dire, viva la pace. Siamo con due rappresentanti della Onlus Plastic Free che hanno deciso di prendere parte anche loro all'iniziativa lanciata dall'associazione Mariterra. E sì, cosa vi ha spinto a scendere in campo? Io, che sono Alessandro Arcuri, e Angela, siamo qua perché collaboriamo ormai con tutte le associazioni, e la testimonianza dell'unione dei popoli, di tutte l'unione delle associazioni. E una cosa che ci preme dire è che oltre alla guerra tra i popoli, l'inciviltà è una guerra contro l'umanità, e quindi dobbiamo considerare anche tutti i giorni la guerra che viene fatta contro tutto il nostro pianeta. Siamo qui con il presidente dell'oratorio Oreb. Perché ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Perché insieme alle altre associazioni di Porto Empedocle vogliamo elevare il nostro grido per la pace, che arrivi insomma a chi deve arrivare, ma soprattutto perché vogliamo stare uniti tutti insieme e dimostrare al mondo che uniti possiamo innalzare la nostra voce affinché la pace sia per tutto il mondo. E restiamo a Porto Empedocle, ma ci spostiamo al Pala Moncada per parlare di un'altra raccolta di beni che verranno portati in Ucraina. Arturo Cantella. Cristian Maier, allora parliamo di questa raccolta che avete fatto. Il pullman partirà a breve, un impegno sicuramente importante per la Moncada e per la vostra squadra. Sì, devo dire la verità che la famiglia Moncada, con a capo il presidente Salvatore Moncada, non è nuovo a queste iniziative, è sempre stata una persona che a livello sociale ha sempre contribuito in prima persona con l'azienda e tutto, con la Moncada Energy, con la Fortitudo, con le sue aziende, insomma. Qui c'è anche la partnership di Cuffaro, l'autorità Cuffaro, che mettono a disposizione il pullman per andare in Ucraina, più che altro in Polonia, al confine. Devo dire la verità, anche l'ordine dei medici ha dato una grossa mano con una grossa fornitura. Moncada ovviamente ha fatto la sua parte con la Moncada Energy, i giocatori della Fortitudo e tante altre persone, che effettivamente c'è stato un grandissimo ritorno, non ce l'aspettavamo. E adesso vediamo se basterà un pullman o ce ne vorranno due, perché effettivamente tanta gente ha contribuito a questa raccolta. Niente, siamo orgogliosi, io personalmente sono orgoglioso di far parte di questa famiglia, perché Moncada non ha mai lesionato niente, ha sempre aiutato. Durante il periodo della pandemia ha comprato i respiratori, cose, quindi insomma io sono veramente fiero ed orgoglioso di far parte di questa famiglia, che è sempre presente nel territorio, che aiuta anche le persone non di questo territorio. Sicuramente le persone che verranno qui poi avranno, se c'è la disponibilità, è stato fornito un format per l'accoglienza. Se non tutte le persone avranno una famiglia che le accoglie, sono state messe a disposizione degli appartamenti su cui verranno inserite le persone. Quindi credo che l'organizzazione sia avanti, sia ben disposta, e speriamo che ci sia molta accoglienza, perché insomma le persone hanno bisogno, vengono fuori da una guerra, hanno bisogno anche di supporto psicologico e trovare una buona famiglia. Siamo finalmente in partenza per l'Ucraina, speriamo di rientrare al più presto e portare questi ragazzi e signore che saranno ospitati da Moncada Energy, e poi speriamo che tutto vada bene.
Allora, partiamo da quello che state portando, cosa state caricando principalmente. Ho visto che sia la stiva che parte del vano passeggeri è pieno di beni di prima necessità. Abbiamo per lo più medicine, vettovagliamento, roba per ragazzini, bambini, pannolini, tutta questa roba che può servire nell'immediato, sperando che questa guerra finisca prima possibile e rientriamo totalmente alla normalità. Peppuccio, allora il viaggio com'è pianificato? Così qualche informazione sul viaggio. Il viaggio saremo 3 autisti e unica tirata, direttamente andiamo a prendere questi signori, scaricheremo vicino alla frontiera dell'Ucraina e poi andiamo a prendere dove risiedono queste persone, li portiamo giù in Sicilia, sempre unica tirata. Così. Ecco, avete già dei contatti con qualche organizzazione, con chi di preciso? Che Salvatore Moncada, che ha organizzato totalmente il viaggio, abbia già tutto programmato. Noi sappiamo che dobbiamo essere lì martedì e speriamo per giovedì di essere di nuovo tutti a casa. Quindi diciamo offrirete quello che sarà necessario durante il viaggio? Durante il viaggio è totalmente tutto spesato a carico della Moncada, totalmente. Dal pullman, dal mangiare, dal pernottamento, tutto. Anche i Lions hanno messo in moto la macchina della solidarietà. Vediamo. In occasione della visita del governatore distrettuale Cirillo avvenuta in città in occasione della piantumazione degli alberi di melograno nel giardino di Villarancia ad Agrigento in memoria delle donne, lo stesso ha voluto ricordare quanto i Lions Sicilia stanno facendo verso l'accoglienza dei profughi dell'Ucraina, con una particolare raccolta fondi da destinare a loro. Presente anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha affermato le azioni di solidarietà intraprese dallo stesso comune. Perché noi come Lions stiamo lavorando e il tema è sempre quello, la pace, stiamo lavorando per poter dare una mano a questi rifugiati che vengono dall'Ucraina. Abbiamo fatto un conto corrente sul quale stiamo veicolando le nostre risorse. Questo conto corrente servirà per poter poi fare dei progetti in ogni singola città a favore di queste persone. Per cui quando ci sarà l'accoglienza, in virtù di questo protocollo che tra l'altro è stato sottoscritto tra ANCI Sicilia e i Lions, che si riallaccia al protocollo con ANCI Nazionale e con il Ministero dell'Interno, è stato sottoscritto questo protocollo, i Lions sono totalmente partecipi all'attività di accoglienza, soprattutto in questo caso dei rifugiati che vengono dall'Ucraina. Quindi a fronte di quanto abbiamo raccolto noi, in questo momento sono 500.000 euro, contiamo nel giro di poco tempo arrivare a 1 milione di euro e saranno questi raddoppiati dalla Fondazione, perché la Fondazione su progetti raddoppia il capitale che noi investiamo, quindi probabilmente lavoreremo con 2 milioni di euro che poi saranno redistribuiti per progetti finalizzati all'accoglienza di queste persone e lo faremo assieme alle prefetture ma soprattutto ai comuni. Quindi la presenza del sindaco è fondamentale perché a questo modo lui chiaramente si interfaccerà con noi per fare questi progetti. Questo sì, è fondamentale quello che ha detto il governatore, perché noi nel nostro piccolo, domani sera sapete ci sarà questo concerto che noi facciamo in emergenza proprio per la raccolta di questi fondi che inizialmente sembrava dovessero andare a finire proprio in Ucraina, ma abbiamo capito che in effetti il problema principale è l'accoglienza, come poi gestire l'accoglienza di questa gente, perché è vero, sì, saranno ospitati, ci saranno alberghi, case famiglia o qualsiasi tipo di locazione, però poi il problema è la loro permanenza qui in Italia. Esatto. E quindi il progetto dei progetti, secondo me, scusate il gioco delle parole, è una cosa fondamentale e i Lions hanno colpito il centro. Il problema è veramente questo, garantire una dignitosa accoglienza. Il polo didattico Arentra di Agrigento apre le porte all'Ucraina. Il direttore Nenzi Arena mette a disposizione dei giovani profughi ucraini l'istituto Montalcini gratuitamente. Aiutare tutti i giovani ucraini, questo lo scopo dell'iniziativa. A loro disposizione non solo un percorso di formazione didattica che permetta loro di raggiungere il traguardo del diploma di maturità, ma anche il prosieguo nei percorsi universitari. Il nostro polo didattico, afferma il direttore Nenzi Arena, con tutta la squadra di docenti e professionisti, metterà a disposizione con gli istituti scolastici Montalcini una scuola che possa dare loro continuità culturale e che possa contribuire alla loro formazione professionale.
Cosa ne pensa di questo momento, di questa guerra, e in che modo anche la Sicilia ne può essere coinvolta? Stiamo vedendo anche questi notevoli aumenti relativamente all'energia, al gas, al petrolio, al diesel. Il suo parere? Noi paghiamo, secondo me, una miopia, perché legarsi per il 40% al gas della Russia secondo me è stato un suicidio, un'operazione che so non essere stata condivisa da molti, ma che in quel momento sembrava risolutiva. Tutti i paesi che hanno un minimo di lungimiranza frazionano il posizionamento. Adesso ci troviamo a rincorrere una situazione per cui siamo di fatto sotto ricatto, perché non è che dalla sera alla mattina possiamo fare a meno del 40% di energia. Peraltro nemmeno la Russia può fare a meno di questa fornitura, quindi è un gioco, come dire, un po' una partita a scacchi se si vuole. Io penso che alla fine questa guerra abbia rimesso in gioco tutta la geostrategia complessiva, paradossalmente ha rimesso al centro l'Italia, perché il fatto che la Cina in qualche modo stia forse più apparentemente che realmente sopportando Putin significa che la via della seta comincia a traballare un pochino. Da questo punto di vista anche tutta l'operazione nord sui porti comincia ad avere qualche problema, mentre invece ritorna in auge tutto il posizionamento portuale e quindi infrastrutturale e logistico del sud, e quindi la Sicilia deve diventare la piattaforma del Mediterraneo. E qui, attraverso questa situazione disgraziata, che io peraltro penso che nell'arco di qualche settimana dovrà finire, se non altro per esaurimento delle risorse da parte di Putin, perché bisogna anche dire che la Russia ha un PIL uguale a quella dell'Italia, solo che loro sono governati da uno che decide e basta. Noi invece abbiamo un sistema per cui i veti incrociati ci mettono in difficoltà. Io penso che questo possa essere invece una grande opportunità per la Sicilia. Dobbiamo soffrire un po' perché l'aumento dei prezzi delle materie prime forse ci potrebbe anche consentire di rivalorizzare tutto quello che avevamo in Italia, che abbiamo dismesso per una semplicità economica di cui paghiamo le conseguenze. Meglio pagare qualche centesimo in più le cose che facciamo noi, piuttosto che qualche centesimo in meno di quello che fanno gli altri, perché voglio dire una cosa, sui pannelli solari, questi li producono in Cina, noi finanzieremo la Cina da questo punto di vista. Ecco, io penso invece che l'approvvigionamento dal Mediterraneo che c'è, e anche le trivelle, perché no? Ci vuole un disegno geostrategico, una visione, una capacità di immaginare il futuro. Questo manca purtroppo, manca a livello politico, ma invece c'è, ed è questo importante, a livello ordinistico, cioè gli ordini degli architetti e anche degli ingegneri, ai quali io ovviamente appartengo, questi ragionamenti li stanno facendo, ma non sono ascoltati. Bisogna fare massa critica, mettere insieme tutta la rete delle professioni tecniche, a quel punto conti perché porti sul tavolo 1 milione di votanti, e la politica è molto sensibile a questo. Professore, un'ultima domanda, il ruolo di eCampus, l'università, lei la rappresenta, qual è? Io credo che il ruolo di eCampus sia stata una visione straordinariamente positiva, purtroppo verificatasi anche nella sua necessità con il Covid. Il Covid ha messo nelle condizioni il sistema universitario tradizionale, che io capisco perché sono vissuto lì, sono stato allevato lì, di reinventarsi dalla sera alla mattina all'online. L'università eCampus invece cicciava, abbiamo dovuto solo passare dagli esami in presenza agli esami online. È un'università presente nel territorio, solo in Sicilia abbiamo una 50ina di poli didattici, per cui siamo in grado di coprire le esigenze anche territoriali e logistiche, per cui questi ragazzi non hanno bisogno di andare via, perché come è stato detto stamattina vanno via e non tornano più. Noi dobbiamo radicarli qui, creare la condizione perché attraverso la loro imprenditorialità sviluppino il sistema. Da questo punto di vista voglio citare il polo di Agrigento, gestito da Joseph Zambito e Alessandro Cibella, che stanno facendo un lavoro eccezionale. Io personalmente sono già venuto qua a inaugurare 6-7 poli e ne faremo degli altri, quindi sono orgogliosamente rettore di una realtà che guarda al futuro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Matrimoni fittizi per avere il permesso di soggiorno, 5 arresti a Messina, vediamo. La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 5 soggetti indagati a diverso titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia, ovvero della permanenza parimenti illegale di cittadini extracomunitari regolari sul territorio nazionale.
Le indagini condotte dalla squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, hanno consentito di far luce su un'associazione criminale transnazionale finalizzata ad eludere la normativa nazionale in materia di immigrazione, secondo l'ipotesi d'accusa, che dovrà trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, trattandosi ancora di indagini preliminari. Gli indagati, insieme ad almeno altri 2 soggetti non identificati e attivi in territorio francese, avevano strutturato un'associazione in grado di organizzare matrimoni fittizi tra donne italiane e viceversa, al fine di far ottenere loro il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il gruppo, capeggiato da un cittadino marocchino residente a Messina e di cui facevano parte 2 donne italiane alle quali era demandato anche il compito di individuare le finte spose, si occupava di curare ogni dettaglio connesso alle future nozze, con stabile ripartizione di compiti e dietro il pagamento di somme di denaro per tutti i partecipanti alla messa in scena. Il compenso per il finto coniuge variava dai 2.500 ai 3.000 euro, mentre le spese complessive per il soggetto interessato a ottenere il titolo di soggiorno superavano in alcuni casi i 10.000 euro. Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i 5 indagati. Il personale della squadra mobile di Imperia ha collaborato all'arresto di uno dei destinatari del provvedimento restrittivo, mentre un altro, cittadino extracomunitario, risulta attualmente irreperibile. Lunedì prossimo 21 marzo alle ore 16:30 appuntamento tematico dal titolo Cultura, Civiltà e Pace. In primo piano il ricordo delle vittime delle mafie, poi sarà affrontata la tematica della lotta al razzismo ed infine la poesia. Prenderanno parte all'incontro tantissime realtà agrigentine impegnate in prima linea su questi temi. L'appuntamento è aperto a tutti, basterà collegarsi online alla pagina Facebook della Dante. Protesta davanti ai cancelli della raffineria di Milazzo. I lavoratori chiedono rassicurazioni sul loro futuro. I dettagli nel servizio. I lavoratori sono allo stremo, questa situazione di questo gruppo di lavoratori ex Sicem che sono rimasti fuori dal lavoro già da mesi sta determinando una tensione molto forte in raffinerie e quindi c'è la necessità di trovare una soluzione definitiva all'inserimento di questi ragazzi e questi padri di famiglia all'interno del ciclo produttivo. Ancora tensione e protesta fuori dai cancelli della raffineria di Milazzo, dove ieri hanno scioperato tutti i lavoratori ex Sicem e quelli dell'indotto. Le maestranze chiedono la piena stabilizzazione degli esuberi da parte delle aziende già subentrate e che subentreranno negli appalti della RAM tolti alla Sicem. Lo sciopero dei lavoratori continuerà in maniera pacifica sino a mercoledì prossimo in attesa di conoscere quale sarà la decisione del tavolo convocato in Sicilindustria. Il prossimo 23 marzo in Sicilindustria è previsto un incontro tra raffineria, aziende interessate e organizzazioni sindacali per definire il percorso di stabilizzazione. L'obiettivo è trovare una soluzione definitiva che possa gradualmente reinserire nel mondo del lavoro questi lavoratori, con la sottoscrizione di un accordo che garantisca l'occupazione di tutti i lavoratori ex Sicem. Il giorno 23 ci sarà un incontro in Confindustria, auspichiamo a poter trovare una soluzione definitiva che possa gradualmente fare reinserire nel mondo del lavoro questa gente che ha tanto di bisogno, ma soprattutto per semprare il clima e affrontare le battaglie future sulla raffineria. Ieri abbiamo avuto un confronto con un paio di aziende interessate a cambio appalto, ma si è tramutata ancora in una situazione di stallo e non ci sono aperture per quanto riguarda il completamento dell'assorbimento delle maestranze all'interno dell'indotto. Incertezza sul futuro e sugli investimenti, questo è quello che trapela fra le discussioni fatte con le aziende interessate. Che ci sia più chiarezza da parte della direzione sullo sviluppo dei lavori in essere per quest'anno e per gli anni futuri. Siamo allo sport, calcio, una panoramica su tutti i prossimi appuntamenti agonistici che impegneranno le squadre agrigentine con Carmelo Lentini. In appena 8 giorni l'Akragas sarà sottoposto ad un tour de force molto impegnativo. 3 gare che metteranno alla frusta le reali ambizioni del gigante che, ricordiamo, ha una imbattibilità che dura da ben 8 giornate. Proprio domani arriva il Don Carlo Misilmere, è la prima delle 3.
Poi mercoledì ci sarà l'infrasettimanale esterno con il Canicattì ed infine domenica 27 il ritorno in casa contro la Mazzarese. 3 scontri titanici a difesa del secondo posto conquistato nelle ultime settimane e che permetterebbero, in caso di risultati positivi, di giocare in casa la prima gara playoff. Il tecnico Nicolò Terranova appare fiducioso ma predica concentrazione e tanta umiltà. Dunque l'Esseneto si appresta a vivere una domenica speciale con tanti tifosi sugli spalti e in tal senso la società ha deciso anche di invitare tutte le scuole calcio della città ma anche della provincia ad assistere gratuitamente nel settore Curva Sud a questa gara importante dell'Acragas contro il Don Carlo Misilmeri. Per aderire all'iniziativa, le società interessate potranno inviare un elenco in segreteria con i dati anagrafici dei dirigenti e degli atleti, unitamente alla dichiarazione liberatoria di responsabilità per l'evento sportivo. Anche nella cittadina palermitana i tifosi locali sono in fermento e sono in tanti pronti a fare una gita fuori porta per seguire la squadra del cuore. La compagine biancorossa allenata da Salvatore Utro arriva all'Esseneto al completo, compresi 2 ex che ad Agrigento hanno lasciato dei buoni ricordi. Stiamo parlando di Filippo Tiscione e Piero Concialdi, oltre il giovane Patrick Candela che la scorsa stagione in biancazzurro ha vestito appunto la maglia acragantina. Dirigerà l'incontro fischio d'inizio alle ore 15 Tommaso Alberto Vazzano di Catania. Assistenti saranno Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Nicola Condicello di Catania. Ma analizziamo le gare che interessano l'alta classifica. Si giocherà sabato in anticipo Parma-Canicattì. L'arbitro proviene dalla sezione di Livorno, si tratta di Leonardo Falleni. Poi domenica giocherà anche Mazzarese e Profavara, arbitro che arriva da Rimini, si chiama Matteo Colella. Un trittico di gare dove può succedere di tutto, infatti l'ultima classifica potrebbe variare ulteriormente. Sulle ali dell'entusiasmo il Canicattì non dovrebbe avere problemi, ma su un campo come quello dello Monaco può succedere di tutto, anche se il vantaggio in classifica dei biancorossi è tale che non ci sarà tanto da preoccuparsi. Per quanto riguarda, ritorniamo a parlare di Acragas, la squadra biancazzurra deve guardare a se stesso, basta vincere e poi vivere domenica dopo domenica sino alla fine del torneo e quindi trarre le conclusioni finali. Mister, quali sono le tue sensazioni in vista della partita di domani contro il Misilmeri all'Esseneto? Sensazioni positive come sempre, abbiamo trascorso una settimana con grande concentrazione, grande applicazione come facciamo sempre. Sappiamo dell'importanza della gara, però onestamente per noi non è un'ossessione, sarà una gara importante e non decisiva perché ancora ci sono tanti scontri diretti. Affrontiamo una squadra che individualmente è una squadra importante, una squadra che ci può mettere in difficoltà, è una squadra che è stata costruita per primeggiare, quindi sappiamo bene il tipo di avversario che andiamo a affrontare, però siamo consapevoli delle nostre forze e siamo certi di fare una buona prestazione. Tatticamente e tecnicamente che gara ti aspetti? Cosa potrebbe fare alla fine la differenza? Mi aspetto una gara tirata, la differenza la può fare chiaramente la concentrazione e l'applicazione che tutte e due le squadre metteranno in campo, poi gli episodi spesso risolvono queste partite, dobbiamo essere bravi a portare l'episodio dalla nostra parte cercando di andare a rispettare quelli che sono i nostri principi. Sarà partita decisiva per il secondo posto? No, ho detto poco fa, sarà una partita importante, non decisiva perché ancora ci sono tanti scontri diretti da qua alla fine, quindi pensiamo di partita in partita, affrontiamo quella di domenica con grande concentrazione davanti al nostro pubblico e quindi siamo molto fiduciosi. Domani il Misilmeri, mercoledì il Canicattì fuori casa, domenica in casa la Mazzarese, 3 grandi partite, come si gestiscono questi incontri? 3 grandi partite, però onestamente il pensiero è rivolto alla partita di domani, poi dopo la partita di domani penseremo alle successive. Che Acragas vuoi vedere in campo domani?
voglio vedere un'Agragas dinamica, mobile, e affrontiamo una squadra che potrebbe soffrire questi fattori, quindi abbiamo preparato la partita in tal senso. Il pubblico, il tifoso bianco-azzurro, cosa ti aspetti domani? Il pubblico domani sarà decisivo, conosco le potenzialità di questa tifoseria e sono certo che domani ci darà una spinta in più per provare a vincere la gara. Settimana di riposo per i tornei di Serie D e terza categoria, prima del rush finale di campionato. Niente sosta invece in D per Reggiana Licata, che ne approfittano per recuperare la gara non disputata. In promozione Girone A, gara di cartella allo stadio Colfaro di Raffadale, con la compagine di Giovanni Falsone impegnata contro una delle altolocate della categoria, vale a dire la Folgore di Castelvetrano. La compagine folgorina naviga nei piani alti della classifica e sta lottando per la conquista di un secondo posto, attualmente in mano a Casteldaccia, che si trova solo e ad appena un punto sopra. Purtroppo i recenti ed ultimi risultati ottenuti hanno penalizzato il Raffadale, che è scivolato al 6° posto, ma è sempre in corsa per rientrare nella zona playoff. È difficile pronosticare un risultato, ma tutto può succedere. Trasferta terribile per il Camarat di Mimo Bellomo, che si reca sul campo del super giovane Castelbuono, attualmente 3 punti sotto la compagine della montagna. Si prospetta una battaglia all'ultimo sangue, ma è urgente fare punti perché il penultimo posto potrebbe diventare realtà per il Camarat. Ecco perché a Castelbuono i punti in palio sono davvero pesanti. In prima categoria Girone B, occhi puntati sulla sfida Atletico Favara-Bagheria, con la compagine favarese che ha la ghiotta opportunità, in caso di vittoria, di agguantare la sospirata seconda posizione in classifica generale. Al Giovanni Bruccoleri dunque si decidono i destini di 2 squadre che nell'arco di un campionato si sono sempre rincorse per la conquista della seconda poltrona, che dà diritto a disputare i playoff in casa. Oramai il capolista Aspra è imprendibile ed è sempre più vicino, pronto a tagliare il traguardo della promozione. In piena corsa per la seconda poltrona anche il Gemini di Renato Maggio, che sul proprio campo gioca il derby della montagna con il Don Bosco Mussomeli. Il pronostico pende in favore del Gemini, che si trova sotto un punto dal Bagheria e quindi potrebbe anche scavalcarlo in caso di sconfitta a Favara. Ci vuole una prova maiuscola da parte del Ravanusa per superare la sommatinese. La compagine ravanusana non può più fallire l'obiettivo della vittoria e la lotta per non retrocedere si è fatta più agguerrita. Infine, prova di forza per l'Empedoclina, impegnata sul rettangolo di gioco del capolista Aspra. Difficile pronosticare un semaforo verde per la compagine granata contro una squadra in piena salute e lanciatissima verso la categoria superiore. Ma nel calcio nulla è scritto in maniera definitiva. E adesso un video con cui vogliamo fare gli auguri a tutti i papà. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.